Oggi ufficialmente è l'ultimo giorno di lavoro dell'infermiera storica di Valdobbiadene, Rita Zago. Quali sono le emozioni in questo momento? Non dirmi così perché allora mi emoziono, se sono stata buona fino adesso no. Comunque grazie, è un'emozione perché mi sembra il primo giorno di lavoro, non l'ultimo. Basta perché mi fai... Comunque grazie a tutti, grazie ai cittadini, grazie ai miei colleghi, grazie a tutti quelli che abbiamo lavorato in questi 38 anni assieme qua dentro. Ho visto un mondo perché sono arrivata che eravamo 500 dipendenti, che c'era un ospedale che andava al massimo. Che anni erano? Anni 83, 1 febbraio 83 ho iniziato a lavorare qui e quindi devo dire che ho visto tutti gli ultimi passaggi, dall'ULSS di Soligo con quella di Montebelluna, con quella di Treviso, con tutta la storia di questi 38 anni delle ULSS. Credo di averla vissuta tutta. Il dolore della chiusura, che purtroppo io abitando molto vicino erano sempre che mi dicevano: Rita, rimani qua a mezzanotte e metti l'ultimo giro di chiave. E non è stato semplice mettere il giro di chiave e la catena su quasi tutti i reparti. Comunque devo dire che sono felice da una parte che è arrivato questo giorno, ma mi dispiace perché sono ancora in ottima salute fortunatamente, spero di poter dare ancora qualcosa per i cittadini, per questa struttura, e continuare ad andare avanti con il mio lavoro ancora per un po' di tempo, anche con volontariato se possibile, perché tanto capisco benissimo che i problemi sono tanti, ma vorrei dare ancora il mio contributo per questa struttura e per i nostri cittadini che in tutti questi anni mi hanno sempre, diciamo, elogiato, rispettato, specialmente in questi giorni che non avrei mai pensato di ricevere così tante telefonate, messaggi, bigliettini, fiori, quant'altro. È stato veramente un grazie di cuore a tutti. Comunque dai, ci tengo, mi dispiace e voglio comunque ringraziare specialmente tutti i colleghi di questi anni, da quelle delle pulizie, adesso in questo ultimo periodo con la protezione civile, l'AVA Valdobbiadene, l'amministrazione comunale, tutti devo dire che siamo stati un tutt'uno. Ed è stato bello lavorare con queste persone perché abbiamo dato tanto, specialmente in questo ultimo anno, per questa struttura. Un grazie sicuramente credo sincero da parte di tutta la comunità di Valdobbiadene. In questi mesi, in questo ultimo anno ci siamo abituati a dire grazie molto spesso per quello che le persone di Valdobbiadene stanno facendo col proprio lavoro professionale, ma soprattutto con il volontariato e con l'attività extra lavorativa. È quello che Rita ha fatto in questo ultimo anno, ma non solo. Quindi la passione e la voglia di essere utili per i propri concittadini con l'attività amministrativa, ma anche con le proprie capacità e con la propria professionalità. Io sono convinto che oggi siamo qui a festeggiare, insomma, salutare Rita con il suo ultimo giorno di lavoro, ma non credo che sarà l'ultimo giorno di impegno a Valdobbiadene, e credo che metterà ancora a disposizione tutto il suo bagaglio di conoscenze tecnico-professionali, ma anche umane, che ha coltivato in questi molti anni di lavoro e di vita vissuta a Valdobbiadene, quindi è un grazie sincero. Beh, come ha detto lei, innanzitutto un ringraziamento a Rita, che è stato un punto fondamentale per questo distretto di Asolo, sia attualmente, ma voglio ricordare che Rita è qui da ormai decenni, visto che va in pensione. Addirittura era un punto di riferimento quando qui c'era il vecchio ospedale, che adesso è stato riaperto per quanto riguarda l'emergenza Covid, e quindi un ringraziamento a Rita, che è stata anche un punto di riferimento importante in quest'ultimo anno di emergenza Covid, per i rapporti che ha tenuto con tutti gli operatori che venivano qui, protezione civile eccetera, vigili del fuoco, quando hanno attivato tutti i sistemi di emergenza Covid.